e vuole approfittare Seferi, palla sul mancino, lo esplode, la palla rimane lì, Maschietti contatto ed è vantaggio della Roma. Era partita benissimo la squadra di Gabriele e trova il meritato 1-0 con il tacco di Maschietti. Poi però perde anche lui il pallone, complice l'ottimo pressing di Pisapia che serve Seferi che ha spazio sulla destra, se la porta sul mancino e lo esplode e Quazzo in scivolata salva il 2-0 della Roma. Ancora al limite dell'area, manovra la Roma. In area, ottima questa conclusione, in mezzo il cross, la palla resta lì. E che tentativo di Pisapia che quasi va vicino al 2-0. Dalla sinistra, il mancino in mezzo e Nardecchia quasi realizza l'1-1. Ma non riesce a realizzare quello che meriterebbe. Qui il cross in mezzo e quasi il pareggio del Checco. Squadra ospite, complice una Roma ben messa in campo. Princicalli adesso però allarga sulla destra per il gol di Pompei e arriva il pareggio da parte del Checco. Stavolta è indietro il servizio per Nardecchia al volo. Che gol ha fatto Nardecchia! Calcio d'angolo e collo al volo dove Coletti non può arrivare. Vantaggio Checco in 2 minuti. Le grandi squadre sono anche queste. Fondamentale per guadagnare ancora secondi preziosi. E arriva qui il triplice fischio, il Checco dello Scapicollo in 2 minuti recupera lo svantaggio e batte 2-1 la Roma Calcio 8, autrice comunque di un'ottima partita. Nell'ultima sfida si giocherà la salvezza, mentre il Checco rimane secondo a quota 63 punti. Beh sì, abbiamo fatto della tecnica poi la nostra arma, noi siamo bravi quando giochiamo di prima, in velocità, essendo comunque tanti ragazzi piccoli e rapidi come il sottoscritto. Comunque abbiamo incontrato una buona squadra, si difende bene, siamo riusciti poi a ribaltare il risultato. Sicuramente sì, avremmo molti punti di più, purtroppo ci siamo svegliati tardi e quindi a questo punto ci giochiamo le ultime chance di andare a giocare il play-out nell'ultima partita. Speriamo bene, speriamo sicuramente. Sì, sapevamo che non potevamo perdere punti perché il football rate stava proprio sotto. Comunque pure quest'anno abbiamo centrato l'obiettivo di fare subito le fasi finali senza passare dai playoff. Siamo in finale Coppa Italia, quindi devo fare solo quei complimenti alla squadra che pure stasera ha dimostrato carattere, perché non era facile una partita con loro, servivano punti perché giocavano i play-out, quindi complimenti alla mia squadra. Certo, sì, quello sì. Ecco, nel primo tempo ce la siamo giocata abbastanza bene, solo che poi ecco, loro sono molto bravi, rapidi, piccolini e riescono a trovare un sacco di spazi in mezzo al campo e prima o poi il buco lo trovi.